La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà per 5 minuti e non arrivi qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Poi se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Tutti! Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, tutto il nostro passato dentro quella valigia non ci può stare. Se mi lasci non vale, Se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Buonasera amici a casa. Oh, che bello, sono tornato nelle vostre case, sono tornato nel mio studio, sono tornato qui a cantare per voi. 348 80 40 e 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti, consigli, apprezzamenti, critiche. Mandate tutto in onda. Voi mandate e noi mandiamo in onda. Buon lavoro Alberto! E questa puntata particolare, sono da solo, finalmente una puntata io e il mio pubblico. Ok amici a casa, mettetevi comodi perché ho scelto dei brani diciamo che hanno tutti, a parte il primo logico che è l'intro, hanno tutti un po' lo stesso fil rouge, no? E partiamo con il primo. Però per introdurre il primo brano di questa sera devo fare davvero i complimenti a tutte le persone che in questo mondo, in questo tempo, decidono di mettere al mondo dei figli. Perché? Perché? Cioè, mettere al mondo dei figli al giorno d'oggi è complicato. È davvero una cosa difficilissima.
ma soprattutto perché in ogni angolo del mondo c'è qualcuno che vuole ammazzare qualcun altro. Ragazzi, ma che futuro possiamo dare? Che futuro possiamo immaginare? E allora Francesco Renga scrive una canzone nel 2005 dove ammette tutte le paure che può avere un padre. Allora si affida al pensiero di un angelo e dice: angelo, abbi cura di lei. Sanremo 2005, e lo ha pure vinto. Fa così. Notte fonda, senza luna, e un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va. Preda degli eventi e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Tutti! Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà nell'ingenuità. E parte di lei che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere se Dio non vuole? Parole vane al vento, ti accorgi in un momento siamo soli e questa la realtà. Ed è una paura che non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà. E tutto il dolore che grida dal mondo diventa un rumore che scava profondo nel silenzio di una lacrima. Adesso voglio sentire tutti. Lei non sa vedere al di là di quello che dà nell'ingenuità. E parte di lei che parte di me. E ho voluto fare a questo grande testo di Renga un vestito nuovo. E spero che questo vestito vi sia piaciuto. Angelo 2005. Però andiamo avanti. Ho parlato di quanto sia difficile oggigiorno mettere al mondo dei bambini. E poi vedi delle foto, vedi dei video dove ci sono dei bambini, dei ragazzi che invece di vivere una vita normale, già a 13, 14, 15 anni vedi questa foto che sono lì con in braccio non un pallone, con in mano un pallone,
con in mano un giocattolo, con in mano un Kalashnikov, niente poco di meno che un Kalashnikov, a 14 anni, a 15 anni, ma dove siamo? Cosa siamo diventati? Allora vi voglio portare in un brano nel 1996 di Barbarossa, che semplicemente lui dice che questo ragazzo, e io vorrei immaginare la trasformazione di quei Kalashnikov in chitarre, perché con un Kalashnikov non sogni, non puoi sognare, puoi solo farti e far del male, ma con una chitarra le cose cambiano. 1996. Con la chitarra dormiva sotto il cielo e il cielo spesso lo aiutava diventando nero e mettendo una stella proprio sopra il suo cuscino. È per questo che il ragazzo dormiva come un bambino. Che la vita fosse un film, un libro d'avventura, una foto di James Dean, e amava fedelmente una donna per ogni sera. Non chiedeva mai niente, ma qualcosa poi prendeva. E non ci si perde mai quando stiamo cercando. Voglio sentire voi, dai! Ehi, non si chiudono gli occhi mai quando stiamo sognando. Ehi, ehi, ehi. Il ragazzo con la sua chitarra cercava un'emozione, una musica diversa, una rivoluzione, e diceva sempre: la mia chitarra è come un fucile da buttare contro a chi fa finta di non capire. C'è qualcosa nell'aria, c'è qualcosa che sta cambiando, c'è una canzone nuova nelle chitarre di tutto il mondo, e i ragazzi con la chitarra la stanno già cantando. Se apri la finestra la sentirai nel vento. E non ci si perde mai quando stiamo cercando. Con me, insieme! Non si chiudono gli occhi mai quando stiamo sognando. E cantando, cantando, e sognando, sognando, il ragazzo faceva strada, e ogni cosa che vedeva, ogni cosa che incontrava diventava una ballata. Non ci si perde mai per le strade del mondo. Non si chiudono gli occhi mai quando stiamo sognando. Non si chiudono gli occhi mai quando stiamo sognando. Sognare deve essere un diritto,
non un'alternativa. Ogni bambino deve avere diritto di poter sognare. E adesso, però, abbiamo parlato dei bambini, ma questa situazione mondiale è ninné colpa dei bambini. È colpa di chi governa. Attenzione, non intendo la politica. Di chi muove i fili ancora più in su. Come un vampiro, succhia il sangue al mondo, alla nostra popolazione, muovendo i fili. Ma non è da solo, perché ci sono dei vampiri e ci sono dei gechi. Questo brano lo dedichiamo a loro, ai vampiri del nostro mondo. Una vita normale, la mattina col sole, non l'avevo fatta mai. Mi svegliavo la notte come Jack i vampiri, trasgressione o solo routine. Stavo sempre uno schifo con la gente sbagliata, in un mondo che nel mondo non c'è. E col tempo anche i sogni si fanno i bagagli, e un bel giorno non li cerchi più. Ma chi sei, ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ci vorrebbe una storia veramente importante che cancella tutto quanto così. Ma più cerchi qualcosa e più non trovi niente, ma questo ormai da tempo si sa. In un giorno qualunque, in un posto tremendo, vedo quello che mi piace sei tu. Quando credevo d'aver finito, i gechi e i vampiri non ci sono più. Ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Perché voglio di nuovo una vita un po' meno sbagliata e la voglio con te. Wow, insomma ragazzi, sono tutte versioni abbastanza nuove, nel senso che l'ho fatte oggi, tra oggi e ieri, e quindi per me è anche un'emozione poter cantare queste canzoni per voi. Ma continuiamo a parlare del nostro mondo, del nostro universo. A volte mi chiedo, ma come mai c'è tutta questa cattiveria? Come mai le persone che dovrebbero far girare bene questa ruota cercano sempre di farla girare al contrario, no? Senza tener conto che dall'altra parte, fuori dai loro grandi uffici, ci siamo noi, c'è il popolo, c'è gente con un'anima, con un cuore, con dei pensieri. E allora mi sono chiesto, ma ci sarà una canzone che mi dà una risposta? E la risposta l'ho trovata in Raffaella Carrà. Secondo me, e probabilmente anche secondo Raffaella, tutti queste grandi potenze sono cattive perché non fanno mai l'amore.
o comunque lo fanno poco, ma lo dice bene. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. E quindi secondo me chi tira i fili, chi tira i burattini non ha una vita poi così tanto hard, così tanto piccante. Tanti auguri, Raffaella Carrà, per voi. Siete pronti a cantarla con me? Tutti, ma proprio tutti! Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Come fa? Tutti! Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagne di città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un'altra più bella che problemi non ha. E adesso voglio vedere sulle mani a casa. Tutti! Go! Pronti? Manchi Raffaella, manchi! Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per uno che è già matto tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada per la virtù. Litigare, litigare per amarsi sempre di più. Vamos! Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. E adesso voglio sentire tutte le presenti cantare con me. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagne di città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un'altra più bella che problemi non ha. E siamo sempre qui, 20 e 29, siamo puntualissimi questa sera, regia. Sono già arrivati dei messaggi 348 80 40 254, perché no, anche per esprimere un parere, no, su ciò che sul viaggio che sto affrontando questa sera, che però è un viaggio particolare che ci fa capire
che in realtà tutte queste cose non servirebbero. Basterebbe amarsi un po' di più e non pensare di essere tutti matti, ma tutti matti, tutti. Ci insultiamo da nevrosi, siamo afflitti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, con letti inamidati dai trascorsi a zero sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura, fragili ed inenti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti, 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 matti. Intraprendenti veraturi appariscenti, decidiamo che destino avremo mai. Se l'occhio andrà d'accordo col cervello, se il cuore ci dirà la verità. Teneri compresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra è bella ma ci esaurirà. Uomini, che fantasia, donne anche voi, che imprudente bugia. Senza via d'uscita, ogni sistema è buono per fregare questa vita. Barche senza remi, asciutti temporali, frammenti d'infinito in balia dei cellulari. Siamo tutti matti, matti proprio tutti, buoni solamente a strofinarsi dentro i letti, vuoti di memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti matti, matti. Sciocchi intraprendenti vero duri appariscenti, decidiamo che destino avremo mai. Se l'occhio andrà d'accordo col cervello, se il cuore ci dirà la verità. Teneri compresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra è bella ma ci esaurirà. Uomini, che fantasia, donne anche voi, che imprudente bugia. Matti, senza via d'uscita, ogni sistema è buono per fregare questa vita. Barche senza remi, asciutti temporali, frammenti d'infinito in balia dei cellulari. Siamo tutti matti, matti proprio tutti, buoni solamente a strofinarsi dentro i letti. Uomini in memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti matti, 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 matti. Siamo tutti matti! Siamo tutti matti. Un po' di responsabilità di questo di questo un pensiero globale e anche di determinati giornalisti, determinate trasmissioni dove non dicono proprio la verità. Anzi, sentite cosa scrive Minghi. Minghi fa una canzone spettacolare su questo tema. C'è la guerra, la stanno trasmettendo e tutto il mondo la sta guardando. Tutto il mondo. C'è la guerra,
poi cronisti. Guarda come brilla nella notte scintilla, questa guerra è più bella di un videogame. Veramente. E senti quanti spari, che assondanti rumori, questa guerra è uno sballo in stereofonia. Certamente. Brividi, amore mio. Sulla pelle. Altre scene. Bombe intelligenti. Sanno evitare il cuore, ma non saprebbero dire il nome di chi muore. E come tra due squadre in uno stadio che esplode, questa guerra è un mondiale, chi vincerà? Veramente. Guardalo, amore mio. Guardalo, guardalo. Guardalo, amore mio. Guardalo. Guarda il mondo. Amedeo Minghi. Ma guarda come brilla nella notte scintilla, questa guerra è più bella di un videogame. Veramente. E senti quanti spari, che assondanti rumori, questa guerra è uno sballo in stereofonia. Certamente. Finisce qui lo show. Sogni d'oro. Casa Peretti non finisce qui, ma si ferma soltanto 3 minuti e poi torniamo qui in diretta. Sono le 20:39, state lì fermi 3 minuti perché ho tante cose belle ancora da farvi sentire. Poi devo andare a leggere tutti i vostri messaggi e nel frattempo scrivete. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti. Ricordo che domani sera qui con me Valentina Branca. Il prossimo brano che andrò a cantare è già alle mie spalle, perché Fausto Leali con Io Amo 1987, scritta da Toto Cutugno, quarto posto al festival. E tornando al filo di prima, sarebbe solo più facile dire vabbè, io nella vita amo, perché se ami tutte quelle cose brutte non le fai. Ma doveva finire
Regia, andiamo a leggere un po' di messaggi, dai, tutti i messaggi arrivati fin qui, mi raccomando, domani sera Valentina, tutti presenti, sono convinto che lei inizierà anche a cantare i brani di Sanremo. Ciao Enrico, faresti per favore Paloman di Franco Battiato, bellissimo il video di ieri sera, baciotti a tutta casa Piretti, Silvia da Mottalciata. Grazie Silvia, sono contento che vi sia piaciuta anche la puntata insieme ad Ariana dedicata al Carnevale di Santiago. Bene, molto bene, grazie. Se non l'avete vista la potete trovare su YouTube nel nostro canale Casa Piretti. Ciao Enrico, ciao a tutti voi, è sempre un piacere sentirvi, un bacione grande. Stefano, Gabriella e Milli, grazie. E Milli è sempre più bella, quasi il momento di fare nanna. Buona serata amici, un bacio. Dani da Alessandria, grazie Dani. Grazie Dani, grazie davvero. Complimenti caro Enrico per la bellissima puntata di ieri sera sul Carnevale di Santiago. Un abbraccio dai fedelissimi Alfonsino e Germano. Post scritto, però potevi almeno cambiarti. Ah, nella pubblicità non è che vado in giro nudo di solito, però sì, in effetti potevo almeno cambiarmi. Salutiamo anche tutti i tre Cagas, grazie. E grazie Alfonsina, grazie Germano. E poi ciao Enrico, buona settimana con le tue belle canzoni. Massimo da Venaria con il vinile di Julio Iglesias. Grazie Massimo, grazie. Saluti a tutta Casa Piretti ed Enrico, gli ospiti anche stasera stiamo insieme a cantare insieme a voi. Andrea di Borgo Manero. Beh, questa sera ospiti non ce n'è, però ci aspettano 2 settimane con ospiti pazzeschi ragazzi, pazzeschi, quindi mi raccomando. Ciao Andrea, viva Borgo Manero. Ciao amici di Casa Piretti, ciao caro amico Enrico. Volevo chiederti se potresti cantare alla mia nipote Arianna e al suo fidanzato Simone una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Grazie mille Enrico da Collegno e un saluto affettuoso a tutta la regia di Rete 7 e anche al mio amico e fratellino Giuliano. Ma certo la mettiamo in programma, non posso questa sera ma la mettiamo in programma in questi giorni. Se non sbaglio anche un brano che ha fatto Valentina di recente, però devo parlare con lei perché non mi ricordo. Buonasera e bentornati in diretta. Ho sentito la mancanza della musica di Casa Piretti. Gran serata, grazie, un abbraccio. Stefania da Rondissone. Stefania, grazie di questo messaggio. Ma sei andata in giro a Rondissone a dire di mettere sul 13 dalle 20 alle 21? Dovete farlo tutti questo perché io devo crescere, dobbiamo crescere, ma l'unico modo è un aiuto da parte vostra. Ditelo in giro se vi siete divertiti, ditelo a tutti, tutti. Vai regia, un caro saluto dai tuoi amici di Rivarossa, Enrico e Caterina. Fai delle belle canzoni, questa sera è una scaletta un po' particolare, è una scaletta da cantare sì ma soprattutto da ascoltare, e quindi grazie ragazzi. Ciao Enrico, ciao Caterina. Buonasera Enrico, mi saluti cortesemente la piccola bellissima Olivia, grazie, e anche a suo fratello Ramone e papà Diego, ovviamente anche alla mia Luce, mia figlia Giada. Mimmo da Torino. Aspetta, allora ciao Olivia, ciao Ramon, ciao Diego, ciao Mimmo, ciao Giada, ciao tutti, ciao tutta Torino, grazie per questo messaggio, wow. Viva Casa Piretti, grandissimi, Giovanni e Silvia da Alessandria, grazie Giovanni, grazie Silvia, grazie. Buonasera, bentornato Enrico, da Alessio di Maglianoe. Mia mamma sta cantando a squarciagola Angelo, con te, sempre da Alessio, figlio di Sonia. Brava mamma, bravo Alessio, e viva Sonia, e gran bella canzone, grazie. Casa Piretti c'è anche al centro del mondo, Magliano d'Alpi, saluti da Matteo. Ciao Matteo, grazie Matteo, grazie. A Magliano era il nome prima, so che era scritto strano. Ciao, mi piacerebbe che cantassi Cuoricini da dedicare grazie a Gianni da Vicoforte San Michele. Cuoricini, cuoricini, nulla sacce, ma Valentina c'è qua domani, probabilmente la sa, se la sa te la mettiamo in onda. Ciao Casa Piretti, carina l'acconciatura, lo dice Milena, grazie, ormai è un po' che sono sul biondo, poi in base a come mi alzo decido di mandarli o tutti di qui o tutti di lì. Buona settimana, buona serata, ciao Lilli da
Rorà, ciao Lilli. Grazie Lilli. Viva Rorà, salutami tutta Rorà e anche te, dillo in giro. Ciao Enrico, sono Renata, vengo a salutarti e ringraziarti delle belle canzoni che sto ascoltando anche questa sera con affetto. Renata da Piscina, grazie Renata, grazie mille. Grazie. Ciao Enrico, sei il numero 1, sempre più bravo. Un grande abbraccio, Massimo da Carmagnola. Grazie Massimo, ma no, ce ne molti, bravissimi. Io ci metto una cosa sola, il cuore. E poi come va, se stecco, se non stecco, se azzecco la scaletta. Però una cosa c'è sempre da parte mia, è il corazon. Ciao Enrico, questo l'ho già letto. Grazie Massimo, grazie Carmagnola. Ciao Enrico per le canzoni e grazie per i pensieri che condividi con noi. Purtroppo secondo me i cattivi del mondo si mascherano da bravi, per cui sono i cattivi della peggior specie. Lucio da Pinerolo, hai perfettamente ragione Lucio. Sono loro i matti, i veri matti. Il problema è che non sappiamo bene chi sono. Ciao, stasera grande scalette, siamo d'accordo con tutto quello che hai detto. Un bacione Daniele e Luca da Ceva, perché quando sono da solo in trasmissione mi permetto di aprire un po' di più ciò che penso, no? Quando c'è l'ospite do spazio comunque all'ospite, ma da solo mi piace ogni tanto fare una puntata come se io fossi sul vostro divano con la chitarra. Non lo sono attraverso la TV, ma va bene lo stesso. Grazie Daniela, ciao Luca, ciao Ceva. Teledipendenti indifferenti, grazie dal mio amatissimo Amedeo Minghi. Per chi non lo sapesse, Andrea di Borgo Masino, peace and love sempre. Peace and love. Ciao Andrea, ciao Borgo Masino. E Amedeo Minghi. Stringi regia, stringi, stop. Ciao amici peirettini, non voglio essere polemico, ma credo che c'è interesse economico dietro tutto ciò che è accaduto. 120 bambini innocenti che ormai sono angeli. E a loro cosa pensano? E a loro cosa pensano? Neanche estratto ancora petrolio e gas, già fatti gli aumenti. Allora le vite innocenti valgono meno degli interessi di fonti di energia ancora neanche estratte. È una vergogna, tutto un business di dollari alla faccia delle vittime innocenti. Questo fa un po' incazzare, scusate il linguaggio perdonabile in questo caso, ma certamente, ma io condivido in pieno tutte le parole che hai scritto, anche quelle sbagliate, però nel senso condivido perfettamente il tuo pensiero. Purtroppo è sempre il popolo che ci rimette, ma il popolo siamo noi, il popolo è il mondo. Prima o poi il mondo si sveglia, e quando il mondo si sveglia, chissà come finirà. Ciao Enrico, straordinariamente bravo anche da solo. Luciano di Brandizzo, grazie Luciano, troppo buono Luciano, troppo buono. Poveri noi, una catena di eventi negativi. Chissà se anche noi dovremmo scappare per un drone. Morena, io mi auguro di no. Mi auguro proprio di no. C'è chi è che si augura al contrario. Solo un matto potrebbe pensare il contrario. Ciao Enrico, anche se i temi di questi giorni sono altri, ma chi ha vinto la Mystery Box? Ciao da Elisa Femini. Nessuno ragazzi, purtroppo nessuno. C'è un paio di concorrenti, sono andati vicini azzeccando il primo, il terzo o il primo e il secondo, ma l'ordine esatto mi dispiace, non l'ha vinto nessuno, però torneremo a giocare. Sto pensando a un nuovo giochino per rendervi partecipi, per non solo farvi cantare ma farvi anche divertire. Ciao ragazzi, siete bravissimi, vi seguiamo sempre. Mirko, Ire e V. Ciao Mirko, ciao Ire e ciao V. Ciao Peiretti, un saluto da Bagnolo, dalla famiglia Gusmini. Ciao Gusmini, ciao Bagnolo, grazie per questo messaggio, grazie, come a tutti voi. Bellissima puntata, complimenti. Ciao da Annalisa, Arianna e Marco da Villa Stellone. Ciao Annalisa, ciao Arianna, ciao Marco e grazie anche a voi. Siete meglio del Festival di Sanremo, un forte abbraccio. Lori e Tino, grazie del siete, perché io mi chiamo Enrico Agostino Peiretti, quindi siamo in 3. Grazie, no, ciao Lori, ciao Tino, io scherzo sempre, a meno che siete sia riferito anche alla mia super regia di questa sera, al mio amico Alberto. Ciao Enrico, potessi cantare Donne Nude di Tony Pitoni per il mio amico affetto da Trio Lannia? Non la so ragazzi, io fino a Sanremo non sapevo neanche l'esistenza di questo Tony Pitoni, adesso
se mi tocca per andare avanti con la trasmissione, andare a cercare la discografia di Tony Pitoni, lo farò, anche perché durante il festival questo ragazzo mi ha stupito, ha cantato benissimo, quindi andrò a ascoltare, sono curioso. Ciao carissimo, peccato ieri sera da noi non c'era il segnale, quindi niente Carnevale di Santià. Ciao Enrico, Nadia da Santià. Come non c'era? Vabbè, è semplice, puoi andare sul nostro canale YouTube Casa Peiretti e ci sono tutte le puntate, c'è anche il Carnevale di Santià, ok? E anche nel mio profilo Facebook, credo che di averla messa, se no la metto stasera. Ciao amici, vi seguo dal Veneto, un bacione. E Tozzi, sempre grandi viamo. Ciao Tozzi, ciao Veneto, ciao. E Tosi non so se è una cosa veneta o è Tozzi senza, vabbè. Ciao ragazzi, saluti da Verolengo. Ciao Verolengo. Ma quanti siete stasera ragazzi, ma che bello leggere tutti questi messaggi, questo affetto, grazie, sono le 20:58 regia, non mi sta più un brano, non mi sta più. Però voglio dirvi una cosa importante, molto bella. Dalla prossima settimana nascerà un nuovo programma su Rete 7, una mia idea. Una sera ero qua in cucina insieme ad Arianna e a Chianto, ho detto ma perché non proviamo a fare un programma sui DJ? A loro l'idea è piaciuta, ho parlato con Rete 7, a loro l'idea è piaciuta, abbiamo già registrato 6 puntate, la prima andrà in onda giovedì prossimo alle 20:30, quindi fra una decina di giorni scarsi. E abbiamo non abbiamo più tempo, magari domani vi faccio vedere la sigla, così, un regalo, però questa sera il tempo a mia disposizione è finito qui. Grazie Alberto in regia, grazie a tutti, ma proprio tutti voi. Mi dispiace perché molti di voi credevano che a condurre Sanremo ci sarebbe stato Peiretti il prossimo anno e De Martino mi ha anticipato, sarà per il 2028, che vedevo di in bocca al lupo Stefano, mannaggia, volevo esserci io. Buona serata a tutti, a domani, ciao. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è